Buongiorno e ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Udine, in largo del Pecile, e chiacchiereremo con l'edicolante della zona. Ma prima di metterci in marcia, ovviamente, come sempre, sfogliamo assieme il settimanale in edicola quest'oggi, venerdì 25 gennaio. In copertina abbiamo dei chicchi di mais che hanno faccine tristi e un po' arrabbiate. Di cosa si parla? Il titolo è "Dopo le api tocca a noi". Le sementi di mais conciate con insetticidi, se non gestite correttamente, possono contaminare anche l'uomo. Ecco l'allarme lanciato dagli esperti. All'interno del numero 3 del 2019 anche focus sui supermercati, nuovo terremoto. Alleanza Coop 3.0 avvia una pesante riorganizzazione e il sindacato dice ok purché serva per il rilancio. E poi inchiesta su Udine, ecco le belle addormentate della città, residenze di prestigio che nessuno vuol comprare, e andremo a vedere quali sono. E poi cultura, Leonardo sì e Aquileia no, perché sottotono l'anniversario dei 2200 anni della città romana, culla dell'identità friulana. E allora andiamo a vedere le inchieste di apertura curate da Alessandro Di Giusto. Si parla di veleni nei campi del nostro corpo. L'allarme dell'esperto Gustavo Mazzi, presidente della sezione pordenonese dell'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente. Il parametro della tossicità finora usato per decidere se le sostanze usate in agricoltura possono essere vendute non garantisce sulla salubrità di cibo e acqua. E insomma sono sempre più corpose, sono sempre più documentate, diciamo, le correlazioni con molte malattie un tempo rare. Questo ci racconta Gustavo Mazzi. Abbiamo sentito anche gli agricoltori che si libereranno della chimica, inutile usare i pesticidi a casaccio, meglio affidarsi ai consulenti. Questa è l'opinione di Paolo Tonello, responsabile del servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA. E poi, conciato per le feste, insetticidi solo per il mais, ma la sua coltivazione cala. Nella pagina seguente si parla di semine finite sotto indagine. Sementi col mesurol, archiviato il caso della concia del mais con neonicotinoidi a colpi di patteggiamenti. Ora la Procura di Udine sta verificando il rispetto delle prescrizioni per l'utilizzo di semi trattati con il potente insetticida. La questione delle seminatrici non attrezzate, poi affrontata con Rino Gubiani, professore associato di meccanica agraria del Dipartimento di Scienze Agroalimentari dell'Università di Udine, e poi focus proprio sul pericolo del mesurol. Riflettori puntati sui supermercati. Alleanza 3.0 cura dimagrante. Si parla di ristrutturazione. La grande cooperativa di consumo ha annunciato 752 esuberi con l'obiettivo dichiarato di snellire la struttura a partire da quella centrale, eliminando la ridondanza di ruoli. La società è nata nel 2016 e conta su più di 2,3 milioni di soci. E qui abbiamo appunto raccontato che cosa sta accadendo in questa realtà in Friuli Venezia Giulia, dove appunto, ecco qui nello specchietto, sono 168.000 i soci iscritti della più grande cooperativa di consumo in Italia, 1.200 invece i dipendenti e 49 i punti vendita operanti in tutta la regione. Siamo andati a vedere quali sono le dimore di lusso o comunque che sono invendute a Udine in città. Case prestigiose chiuse da tanti anni perché è troppo costoso acquistarle e soprattutto la ristrutturazione. Sono cambiate però anche le esigenze e le grandi metrature non attirano più. Ed ecco qua insomma un piccolo reportage fotografico con quelle che sono soltanto alcune delle abitazioni. Poi magari andiamo a vedere in centro dove si trovano, andiamo a sbirciare se c'è qualche acquirente. Industria, le nuove sfide del futuro. Ci spostiamo nel Friuli occidentale. A 50 anni dalla nascita dell'Unione Industriale di Pordenone, il presidente Agrusti spiega cos'è cambiato. Servono formazione, infrastrutture, fisco diverso e un costo inferiore dell'energia. Proseguiamo il nostro viaggio all'interno del settimanale con il inserto Family Salute, epilessia, una giornata contro i pregiudizi. L'evento è in programma l'11 febbraio prossimo e quindi facciamo qui il punto su diagnosi, cause, effetti, trattamenti e su come superare i luoghi comuni su questa patologia. Ora invece avanziamo e ci portiamo qui nella pagina della cultura. Si parla di Leonardo da Vinci, lui sì e Aquileia no. In che senso? Andrea Ioime dice 500
anni della morte del genio rinascimentale fanno più rumore dei 2200 anni della fondazione della città romana, alla base della chiesa friulana e del patriarcato. E insomma è andato un attimo a vedere il perché secondo lui e che cosa c'è da dire su questa vicenda. Il bando regionale per le attività culturali non valorizza un luogo simbolico, l'unica vera capitale del Friuli. Infine, naturalmente, doppia pagina di spettacoli di apertura. Cosa ascolteremo alla fine degli anni 10? Ebbene sì, è un po' tempo di bilanci, quindi album in uscita o in lavorazione per molti esponenti della musica regionale, dal rock al metal, dal pop al jazz, e c'è anche chi pensa a sviluppare in maniera quasi definitiva la presenza digitale. E insomma un articolo tutto da leggere per scoprire che cosa ci rimarrà di questi anni, almeno dal punto di vista musicale. Adesso venite con noi, Forza Tiziano, andiamo in Largo del Pecile a Udine e andiamo a fare due chiacchiere col nostro edicolante. Eccoci qua, siamo in Largo del Pecile, accanto a me Monica che insieme al marito gestisce l'edicola. Da quanti anni in questo locale qui a Udine? Siamo 9 anni, da 9 anni. Quindi insomma ormai siete una realtà radicata nel tempo, il prossimo anno insomma si compie 10 anni, tanto. Sì, 10 anni. E a Udine come si lavora? Che cosa vi sembra insomma di questo angolo del centro che proprio forse in questi ultimi 10 anni ha davvero ripreso vita ed è tornato al centro della città? No, si sta bene, come commercio è abbastanza trafficato, c'è comunque gente di tutte le età e si lavora bene, Anche tra commercianti c'è una sinergia insomma che poi si vede, ecco, dà dei risultati. Sì, diciamo che comunque è un piccolo quartiere, quindi ci conosciamo tutti e stiamo comunque tutti in armonia, sì. Beh, questo insomma è sempre positivo, sa che tra commercianti non è dato così per scontato. Allora, questa è un'edicola insomma storica ovviamente e fornitissima un po' di tutte le pubblicazioni. Quali sono diciamo le cose, una curiosità così, le cose un po' più di nicchia ricercate, magari non lo so, da collezionisti o gente appassionata che ha qualche hobby in particolare? Sì, possiamo vedere già tutti i fumetti lì che abbiamo, che c'è una vasta scelta, poi ci sono anche riviste specifiche su fotografia, sì, c'è un po' di tutto e abbiamo comunque dei clienti che vengono appunto soltanto per determinate categorie. E fumetti sull'età media sono bimbi cresciuti o? Bimbi molto cresciuti anche, sì, anche persone un po' più adulte, dai. E invece adesso parliamo qua, insomma, tu sei mamma, io anche, e tanti che ci guardano, se non sono genitori sono sicuramente nonni e sapranno che la passione per le figurine insomma sembra non dare mai segnali di cedimento. Sì, anche quelle si vendono tranquillamente, soprattutto calcio. Ecco, quali sono le più gettonate? Allora, per i maschietti calcio, per le femminucce i cucciolotti, poi ci sono magari le figurine delle LOL, che sono dei personaggini così, delle bamboline, sì, quelle si vendono tranquillamente, anche perché diciamo che comunque col prezzo contenuto sarebbe anche un piccolo premio per il bambino, no? Ecco, questa è un'idea, un suggerimento così, no? Se fai il bravo, la figurina ci sta tranquillamente. Accanto a me Antonio. Allora, questa edicola, dicevo, molto fornita e oltre ovviamente ai giornali e ai prodotti editoriali ci sono anche dei servizi alla clientela molto interessanti. Sì, ci sono anche come la biglietteria regionale di Trenitalia oppure prenotazioni regionale Trenitalia, prenotazioni per Alitalia, i bus, che è un servizio dove gli studenti oramai viaggiano solo col bus perché comunque a basso costo rispetto al treno o all'aereo. Facciamo anche abbastanza, ne facciamo, sì, con tutti gli studenti che vengono. Spostamenti quindi in bus, non cittadini, ma per raggiungere. Sì, anche tanti che magari studenti che stanno al sud, perché anche è molto più comodo perché tu prendi l'aereo, fermi nella grande città con l'aeroporto, spostati nel paesino, invece questi ci metti un po' di ore in più, però arrivi fino a casa praticamente, nella maggior parte dei casi. Questa settimana abbiamo fatto un'inchiesta sulle case, diciamo di lusso, che però sono sfitte, rimangono sfitte a Udine e che è un po' un peccato, insomma. Costano tanto, tanti soldi anche e soprattutto per ristrutturarle.
Cosa ne pensa? Lei acquisterebbe una casa, una villa, anche se gliela danno a prezzo stracciato, però poi bisogna ristrutturare. Perché ce l'ho già, quindi non... Una in più. No, no, guardi, non l'acquisterei. Sono un po' irrazionali le case di una volta, bisogna spenderci un sacco di soldi perché hanno camere da letto enormi che poi non servono e la cucina è scomoda, hanno gli ingressi belli ma grandissimi e sono criteri molto diversi. Lei acquisterebbe una villa un po' da rimettere a posto, di quelle storiche? Sicuramente sì, il problema è sicuramente dei costi che sono elevati e che diventano ancora più elevati in questi casi, perché se si va a toccare non si sa, soprattutto con le regole che ci sono oggi per mettersi a posto dal punto di vista termico eccetera, credo che una casa vecchia richieda poi interventi piuttosto pesanti. Potendoselo permettere sicuramente è una cosa bella. Bisogna vedere se si può ristrutturare l'interno, modificare, eccetera, quindi bisogna vedere immobile per immobile, no? Non vedo difficoltà, poi... Sul mercato sembra che alla fine non le vendono. Sembra che sia il mercato in generale che non vada molto. Forse anche l'appartamentino, no? Si fa difficoltà. In pieno centro no, perché poi si è condizionati da tante cose, ecco. Noi abitiamo prima periferia ma benissimo, ecco. Meglio appartamento o villa? Per i suoi gusti, Ecco, meglio appartamento. Non grandi condomini, ma insomma un piccolo condominio di 2, oppure una villa familiare o 4 come siamo noi. Allora, da Largo del Pecile è tutto e questa puntata finisce qui. Io vi ricordo l'appuntamento di venerdì prossimo e saremo a Codroip, naturalmente sempre qui, canale 11 o 511 e naturalmente Telefriuli. Chi volesse partecipare può contattare la redazione o scrivere direttamente a me all'indirizzo marta.rizzi@ilfriuli.it. E adesso a voi la parola per un saluto. Grazie, arrivederci, è sempre un piacere. Ciao agli amici di Telefriuli. Ciao.